Sul piatto la legge sulla montagna, una dote di possibilità per far tornare la vita nelle terre alte. Il ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli arriva a Belluno, sotto braccio la norma, pronto a chiarire la sua recente dichiarazione. La montagna vive con lavoro e servizi, non costruendo fontane. Fino a che sono arrivato io non c'era il minimo monitoraggio, non ho quindi la certezza che quelle risorse date le regioni poi siano arrivate a livello dei comuni, né tantomeno come siano utilizzate. E quindi io voglio che quelle risorse vadano in montagna, vengano spese non solo per spesa corrente ma anche per pensare a qualcosa di strutturale che sia in grado di attirare o far restare la gente in montagna. È il debutto della Giornata internazionale della montagna a Belluno, si replica venerdì a Cortina nella sede del Collegio regionale dei maestri di sci. Salutano le istituzioni. Il presidente Padrin parte dalle potenzialità del territorio dolomitico. Troppo facile, ammette, dare adito alla diceria oramai stantia che dalla montagna parte il solito piagnisteo. Però rivendica autonomia e risorse, la trasformazione delle regole del Fondo Comuni Confinanti, l'attuazione della legge sulla montagna, le regole di ingaggio dell'idroelettrico, benefici concreti, mentre dal palco invita il ministro agli stati generali della provincia del 23 e 24 maggio 2026. Sicuramente risorse ne hanno portato anche i collegamenti che sono assolutamente indispensabili. La legge ha cercato di venire incontro a quei servizi minimali per cui la gente resta o se ne va oppure può ritornare in montagna. A partire dalla sanità, dall'istruzione, la famiglia, l'impresa e i giovani che vogliono tornare nelle terre alte. Noi ci crediamo, siamo riusciti ad arrivare dopo 3 anni di percorso a questa legge. Vediamo adesso di metterla a terra e di fare produrre gli effetti desiderati. A sorpresa la prima a Belluno anche di Alberto Stefani nel suo ruolo di presidente della Regione Veneto, che alla Giornata internazionale della montagna rompe il tabù dell'articolo 15 dello Statuto regionale. È assolutamente importante riconoscere la specificità di questa provincia, la capacità di anche dialogare con le altre province. Proprio per questo abbiamo previsto una delega alla montagna, quindi ci sarà un assessorato che tra le deleghe avrà soprattutto quella della montagna, che dovrà quindi confrontarsi in giunta per valorizzare al meglio questa specificità. E sul posto Olimpiadi Stefani sta sul pezzo, assolutamente necessario focalizzarsi sull'eredità dell'evento. Quello che sarà dopo le Olimpiadi, l'eredità, e quindi permettere ovviamente una destagionalizzazione dell'offerta turistica, garantire quindi anche una valorizzazione delle infrastrutture e soprattutto far sì che le Olimpiadi non siano un evento spot, anche da un punto di vista pubblicitario, ma siano soprattutto un evento che diventi motore di sviluppo territoriale di questa provincia.